Anche il quartiere di Ceneda, Vittorio Veneto, è stato teatro di festeggiamenti per i 150 anni dell'unificazione d'Italia. La manifestazione organizzata dal PDL ha visto la presenza di molti cittadini che, dopo i discorsi di rito delle autorità politiche presenti, hanno intonato un emozionante inno di Mameli. A conclusione della giornata, una pattuglia di aerei storici ha lasciato la scia tricolore nel cielo. Presenti il senatore Maurizio Castro, il deputato Fabio Gava e il consigliere regionale Remo Senagiotto, che hanno testimoniato l'importanza della giornata ai nostri microfoni. Vittorio Veneto nasce nel 1866 proprio per celebrare nel nome di Re Vittorio Emanuele la ritrovata unità tra il Veneto e la madrepatria. A Vittorio Veneto si conclude il Risorgimento con la fine della Quarta Guerra d'Indipendenza. Vittorio Veneto è l'Italia, non a caso credo che debba diventare sede di un luogo evocativo per tutto il paese. Propongo che a Vittorio si costituisca, trasformando il vecchio Museo della Battaglia, il secondo vittoriano d'Italia, celebrando qui come a Roma il senso stesso, l'orizzonte stesso di verità del nostro Risorgimento. Ho colto una straordinaria partecipazione popolare girando per il Veneto e questo mi ha molto rassodato nella convinzione che il sentimento patriottico sia autenticamente e profondamente sentito. C'è stata qualche assenza oggi, ma io credo che non debba essere marcata la differenza, marcata la divisione. Proviamo a costruire in questo sentimento così condiviso della lezione della storia, perché la storia si trasformi in un propellente per un'Italia migliore, più vera, più forte, che recuperi la grandezza antica. Ecco, cogliamo questo significato, non preoccupiamoci di qualcuno che ha espresso una posizione oggettivamente reazionaria, oggettivamente non popolare, oggettivamente impropria. Non preoccupiamoci, rappresentiamolo anche lui e insieme costruiamo i progetti che restituiscano all'Italia il posto che nel mondo deve avere e che forse la grande crisi le consente di tornare ad avere, perché oggi la nostra manifattura, oggi la nostra creatività, oggi la qualità del nostro modo di intendere la vita e la cultura sono un grande vettore di successo competitivo. 150 anni dell'Unità d'Italia è un appuntamento importante che deve essere vissuto sicuramente come una festa, ma anche come un'occasione di riflessione su quello che è stato finora il nostro Paese, su quello che potrà diventare in futuro, anche con l'impegno delle riforme che dovranno essere fatte per migliorarlo in molti settori. 150 anni sono molti per la vita di un uomo o di una donna, sono pochissimi per una nazione, soprattutto se confrontata con le altre nazioni occidentali. Siamo più giovani degli Stati Uniti, quindi dobbiamo anche essere più tolleranti se qualcosa non va, ma dobbiamo anche avere l'impegno di migliorare e di crescere verso uno sviluppo migliore. Io credo che si sia scelta una strada polemica e tutta finalizzata forse a raccogliere il consenso per qualche mal di pancia. In realtà non c'è, come è stato detto anche questa mattina a Conegliano, non c'è nessun contrasto tra la nazione e le autonomie, non c'è nessun contrasto tra la nazione e uno sviluppo di riforma federale, non c'è nessun contrasto fra le diversità che arricchiscono questo Paese che è molto lungo e molto diverso e che può trarre da questa diversità anche una forza nuova, con la necessità e con credo anche l'opportunità di sottolineare un avvenimento importante in cui molti nostri avi hanno creduto e hanno dato anche la vita. Credo che per rispetto a loro, per rispetto alla nazione dove viviamo e soprattutto per sottolineare l'impegno che dobbiamo avere nel cambiare le cose che non vanno, i festeggiamenti si potevano fare, potevano anche essere un'occasione di riflessione, ma soprattutto un'occasione di augurio per tutti noi e per l'Italia. È una bella festa che dobbiamo fare tutti insieme in un tempo poi in cui l'Italia si sta dando, l'Italia è giovane, ha solo 150 anni, una nuova organizzazione, un'Italia unita, forte, federale e con la responsabilità. L'introduzione del fallimento politico è una delle priorità. Chi governa e sbaglia non può più governare. Questa è la sfida della nuova Italia. Chi invece pensa a piccoli orti sbaglia. Serve un grande paese in una grande Europa, ma con le responsabilità forti, precise e puntuali su chi ha responsabilità di governo.
Io credo che siamo tutti sotto la stessa bandiera, anche quelli che, come i miei amici leghisti, che qualche volta per accontentare la pancia di qualche loro elettore hanno avuto comportamenti che secondo me sono sbagliati. Però vede, ci sono anche i leghisti che dicono un'Italia unita e federale e un'Italia responsabile. Beh, questa è l'Italia che piace molto anche a me.